Scatman's World. Ciao a tutti, il comandante Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, andiamo su Twitterone. Allora, Twitterone, Wesley Himst, vai comanda Silverstone vinci per noi. Valentino Rossi, niente di meglio che un po' di sano motociclismo. L'innominabile Silverstone si avvicina, vogliamo un bel risultato. Andiamo ragazzi a Silverstone, pagato qualificazioni, 15° posto. Va bene dai raga. Per fortuna non piove a Silverstone neanche questa volta ragazzi, un po' di culo comendiano. E andiamo a vincere questa gara. La possiamo vincere ragazzi. E adesso inizia la fase più delicata del mondiale ragazzi, Silverstone, Misano ed Aragon. Sarebbe bello fare 3 vittorie, perché non vedo l'ora di dare in moto 3 ragazzi. Dal malesiano di merda, dal mio idolo Fiori. Grande comandone, ottimo inizio comendiano, siamo già al 6° posto e si gode di Bidine pura a Silverstone. Non devono scappare via ragazzi, non devono scappare via i primi. Vai Comendon. Bravo Come, molto bene. Un Come beffardo ragazzi. Molto molto bene. Ok. Vai Comendone, dai, cazzo, dai. Inizio non semplicissimo, ho recuperato bene 5 posizioni, ma adesso sono fermo. Dai Comendone, cazzo, dai. Vai che sono delle pippe. Sono io il 2 volte campione consecutivo. Sono io il re di MotoGP adesso. E l'era comendiana questa. Bravo, comendissimo, molto bene. Mamma che rischio sui cordoli, siamo quarti, dai ragazzi. Lorenzo, Marquez e Pedrosino, 3 spagnoli nei primi 3 posti. Un po' come sempre ragazzi, spagnoli dominano purtroppo. Dai Comendone, non prendere troppo interno quel cazzo di cordoli là, sono insidiosissimi rossi, tenta il sorpasso ma il Comendone c'è. Vai, piccolo della pata e andiamo. Dobbiamo... Bravissimo Comendone, dai, ciao Marquez. Adesso c'è Lorenzo il magnifico, c'è il magnifico da superare. Il Comendone rischia qualcosa, vai primo. Ciao Pedrosa. Mamma mia, sale, ma Pedrosa non molla ragazzi, è 11°. Pedrosino non molla, Fiori. Pedrosino non molla. E Pedrosa torna davanti, Pedrosino torna davanti, il Comendone rischia tutto, grande Come. Dai che la dobbiamo vincere raga, la dobbiamo vincere questa. Dai che c'è il final lap veneziano, Dai che se portiamo a casa questa ragazzi la vittoria pesantissima. Giro record fastest lap veneziano Fiori. E si gode. Libidine pura ragazzi, libidine pura. Occhio, mamma quanto ho rischiato. Perché era basta un saltino e sei fuori. Pedrosa ha 1,5 secondi. Dominio comendiano ragazzi. Dominio comendiano. Ancora poche curve separano il Comenda da un altro successo importantissimo. Ormai il Comendone sta dominando in MotoGP, anche se le prime gare sono sempre un problema. Occhio Comendone, non sbagliare adesso, la gomma posteriore è finita completamente ragazzi. Cioè non siamo a metà giro giusto e la gomma posteriore è completamente finita, forse non ho mai visto questa cosa. Neanche in Malesia ragazzi, che in Malesia è la gara dove consuma più le gomme. Comenda molto aggressivo oggi. Molto bene. Perché il Comendone è pronto a alzare al cielo pugno e a godere della vittoria silverstoniana. Perché mi aspetta una bella ricompensa da Tori. Un Comendone strepitoso, 1 secondo di vantaggio.
Posso non sbagliare adesso, mamma mia. E il Comendone va a vincere il Gran Premio di Silverstone. Grande Comendone, grande Comendone. Grande Comenda, vittoria fondamentale per il campionato. Sì, cazzo. Comprensibile, con questa vittoria sei imposto su piloti di grandissimo talento. No, Fiono che credo. Ho appena ascoltato il video della prima gara e avevo la voce da gigante attaccata. Scusate, meno male che me ne sono accorto subito. E niente, a vedere. Quindi la gara a Silverstone è fatta da un trance praticamente. Mi dispiace, ragazzi, veramente un vaneggio comediano di proporzioni storiche. Vabbè, andiamo. Una mail. Obiettivo primo posto. Nicolino, sortato da Zoccolona, Twitterone. Allora, Coppel, stanco per la settimana, ma impaziente di scendere in pista. Nicolino Airi, questo weekend dobbiamo vincere, l'autista mi aveva detto che per queste parti la passione è tanta. Va bene vecchio, andiamo a Misano ragazzi, Gran Premio di Misano, purtroppo 2 giri schifosi in qualifica e 19° posto. Tra le 4 gare di oggi sicuramente quella meno sicura, però proviamoci, 12 punti di vantaggio sul primo, quindi sono abbastanza tranquillo, possiamo permetterci anche di rischiare qualcosina. Però comunque non posso fare 0 punti, questo è chiaro. Cioè non mi sento il podio sinceramente in sta gara, però vediamo di avere un po' di fortuna, perché a Misano vado a estro. Vai comendissimo. E il Comenda ammazza Lincoln e chi se ne fotte. Vai come. Ciao Berlusconi, ciao Barbara. C'è Escargot e Nicolino. Escargot e Nicolino. Molto bene. Mamma mia che casino, che confusione. 11° posto chiaramente non basta se vogliamo limitare i danni in sta gara. Però c'è tempo ragazzi, abbiamo 2 giri e mezzo per rosicchiare i più punti possibili. C'è Nicolino vizioso adesso. Bravo, come questa è una bella curva. Concentrazione massimale adesso ho bisogno della massimale ragazzi. Bravo, comendissimo. Adesso c'è vizioso e l'autista, 2 che in passato mi hanno fatto veramente penare. Ciao vizioso. Adesso c'è Brad Pitt, c'è Brad. No, non andare fuori, mamma mia che rischio. Dai, come non basta neanche il 7° posto perché tutti i primi sono nelle prime 5 posizioni purtroppo. Con la voce da gigante. Che fail, mamma mia. Classico fail comediano e l'omenabile torna davanti. Niente, i primi sono in fuga, non c'è niente da fare a Misano, ne ho fatta bene una su 50 di gare. Bene, questo è un bel sorpasso esternazzo puro del Comenda. Questa l'ho presa di merda. Questa l'ho presa benino. Ma i primi 5 ragazzi, i primi 4 sono proprio insuperabili. Sono proprio i primi 4 però che sono dietro di me in classifica. Niente da fare, è sempre così, non c'è mai un colpo di scena. Che do coglioni. La Moto 3 è molto più bella ragazzi secondo me. Troppo divertente. Da fare i primi 4 proprio volano. Dai, una bella caduta di gruppo, cazzo, un po' di bava, no? Dai, grande comendone.
Ho rischiato veramente di andare fuori, mi sono salvato proprio per un pelo. Quinto posto come indiano, attenzione Rossi, è lentissimo Rossi. Ma l'hanno quasi presi, porca mignotta. Peccato. Vabbè, gara un po' così. Email, allora è stato deludente, vaffanculo, la zoccolona è contenta, twitterone. Allora Rossi, oggi lotta fino all'ultimo, Ridley Scott Reading, sta una giornata storta, Valentino Rossi, ciao ragazzi, che spettacolo. Ok, andiamo di velocissima proprio alla prossima gara, Aragon. Ad Aragon bisogna vincere per forza, cioè non che c'è storie. Questa è una delle mie gare preferite, doveva portare a casa il risultato. Mail. Allora, Livio Suppo. Madonna, come può chiamarsi Livio Suppo? La zoccolona non carono per i maroni. Twitterone. Allora, Irena Scherla, vogliamo una vittoria ad Aragon. Se porti a casa il risultato te la do. Pedrosino, domenica si corre ad Aragon, Nicolino Heidi, le caprette fanno ciao, vabbè. Ciao vecchio. Ragazzi, che nervi, era pole sicura, mi sono inculato l'ultimo giro. Faccio sempre un giro nella prima sessione, un giro nella seconda. Nella seconda ho fatto un errore all'ultima curva, porca mignotta, ho perso la pole, vabbè. Che due maroni. Ero più tranquillo se partivo dalla pole, vabbè, comunque sta la vinciamo sicuro, sono troppo più forti. Sono troppo più forte. Grande comandante, subito un inizio strombattuto. Il veneziano vuole subito dimostrare di essere il più grande. Grande comandissimo. Grande comandone. Quarto posto dopo neanche mezzo giro. C'è solo il commenta, Comunque siamo ancora primi in classifica a 7 punti su Marchetto Marquez. Occhio, dove vado? Dove va il commenda, ragazzi? Addio Cristo. Ci sono le cagate che il commenda non deve mai fare. Un 2 volte campione del mondo non può fare sti errori. 3 se consideriamo anche la Moto 2. Anche se ormai il commenda non è più giovanissimo. Era tanti anni che è nel circus. Dai che c'è solo Pedrosa. Prendiamo la scia di Pedrosino. Comunque sta Repsol, dai, alla lunga è una buona moto, però la migliore, quella che mi sono trovato meglio è la Yamaha comunque. Mi sembra un po' più facile da guidare. Sì, per quello che ne capisco insomma di moto, io sono più appassionato di Formula 1 sinceramente, però anche la moto no, me la godo abbastanza. Anche se seguivo più una volta la MotoGP. Buono Kume, molto molto bene. Subito un fastest lap da dominatore. Vabbè, ad Aragon è proprio una formalità, ragazzi. Come contori, timbro il cartellino e me ne vado. E intanto è tornato Kakà al Milan, ragazzi. Sono felice da un punto di vista sentimentale, perché noi milanisti siamo romantici, siamo sensibili a queste cose, però è chiaro che serviva un difensore. Io speravo anche in Astori, perché Astori secondo me va bene, insomma per la Serie A va benissimo, anche se è chiaro che se penso ai difensori che aveva il Milan, cioè anche Astori è una pippa, perché il Milan ha avuto veramente i migliori difensori della storia. Ma va bene. Ecco. Cosa vado a fare qua? Stronzata veneziana, addirittura perdo la prima posizione. Ma Dio Cristo. Queste robe non le sopporto, sti errori, perché ciaccolo mi stanno proprio sui maroni. Appena parlo di un'altra cosa, subito vado a sbagliare. Bravo comandone, ok. Siamo tornati davanti. E adesso inizia il final lap comendiano. Occhio. Ok, un po' di concentrazione per l'ultimo giro. Tanto incidente per Escargot.
Final lap comendiano. Perché poi c'è Sepang e se vinciamo anche a Sepang possiamo ipotecare qualcosa. Possiamo anche permetterci la cagata a Filippo Isola, che è una gara che ormai vado quasi sempre male purtroppo. Soprattutto in qualifica. Proprio le qualifiche a Filippo Isola proprio non mi vengono. O ancora peggio del solito. Incidente per Starring. Dai, andiamo a chiudere sta gara velocemente. Questa è proprio una formalità. No? Mamma mia, che impennata. Occhio Comendone. Molto bene. Attenzione che Pedrosa si è riavvicinato. Occhio Comendone, che non è neanche prestissimo, quindi non posso bestemmiare in serbo-croato. Adesso mi mangio questa gara veramente, anche se sono le 2 di notte. Spacco il culo a qualcuno, cioè sveglio tutti i vicini, non mi interessa. Vabbè, dai, final curve in vero inglese, ci siamo. Eccoci qua ragazzi, il Comendone porta a casa un altro successo fondamentale ad Aragon e Spada. Sono io, il re della Spagna. Sì, cazzo. È comprensibile, con questa vittoria sei imposto su piloti di grandissimo talento. E Suca, grande veneziano. Però il numero 90 di Tori, ragazzi, non ho mai perso, cioè, ho sempre vinto il mondiale col numero 90, niente, Tori del meglio di 6 a 90 gradi. Anche se un 69 me lo godevo di più, perché io sono pro 69, sinceramente. Ok, la zoccolona qua sempre che ride. Ok, perfetto. Allora, Dani Pedrosa, ciao ragazzi, visto che testa a testa con veneziano. Oh, Arrabat, gran bel risultato oggi. E Fugger, il modo in cui ho guidato oggi ad Aragon è stato incredibile, grandissimo. Ultima gara di oggi, Sepang. Devo vincere anche questa. Malaysian Motorcycle Grand Prix. Un ragazzo malesiano di merda ha già ufficializzato la sua presenza qua, che ormai si è innamorato di me. Dai che forse il prossimo anno arrivo. Reading Trap, zoccolona. Reading Trap. Ok, obiettivo squadra preposizione. Ok. Allora, Twitterone. Ora, Abdul Ali. Grande come Sepang, vogliamo la vittoria. Marchetto Marquez, ottobre con Sepang fa un caldo tremendo. E Valentino Rossi, la gara di Sepang si prospetta impegnativa. Hanno una fantasia questi ragazzi indescrivibile. Vai ragazzi, purtroppo in Malesia qualificazioni no scene, de più. Cioè veramente non mi è andato bene niente. Incredibilmente gara serena, neanche tracciato bagnato, proprio tutto perfetto. Cerchiamo di rimontare ragazzi, ma la vedo dura perché una una delle peggiori qualifiche in carriera. È proprio sono arrivato a 50 secondi dall'ultimo. Boh. Vada al coglion, mamma mia. E siamo ancora ultimi, niente. Qualcuno tanto è andato. Marchetto Marquez, che culo di merda! È caduto Marquez! Calma, relax. No, è caduto anche il commento, mi sono fatto pene dalla tensione, no. No, coglionazzo. Era da tanto che non c'era la caduta comendiana, non ci credo, proprio adesso, mi sono innervosito. Vabbè, calma, fioi. Tanto Marquez è penultimo. Cioè, i due grandi, il primo e il secondo in classifica, sono rispettivamente 24esimo e 25esimo. E io godo. Certo che sto sprecando un'occasione, però più unica che rara. Tutta colpa della foga, no? Vedo Marchetto a terra e ho detto cazzo ne approfitto, invece tac, caduta comendiana. Questa è colpa del malesiano di merda che porta sfiga, maledetto malesiano di merda. Occhio. Comendone, stai calmo. Tanto anche Marquez recupererà chiaramente. Insomma in realtà è ancora un po' indietro. Approfittiamone comunque, dai. Vai a sandwich su Hernandez e Edwards. Ciao ragazzi.
Penso di fare veramente una rimonta impossibile con una caduta proprio beffarda. Marquez è ancora indietro, ragazzi. Mamma mia che gara. Lincoln, ciao Lincoln. Colpo di scena incredibile in Malesia. Marchetto Marquez e Commendone caduta al primo giro. Anzi, le prime proprio la terza curva, Dio mio. Dai che c'era per lo spritz, siamo 11esimi. Ottimo Internazzo puro. E adesso c'è anche l'autista e anche l'autista di Internazzo puro. Ciao autista. Però manca ancora un giro e Marchetto Marquez può fare il miracolo all'ultimo, al final lap marcheziano. No, mamma cosa ho rischiato con Nicolino. Dai, questa è una delle mie curve. Ciao Nicolino. Dai Commendone, dai cazzo. Possiamo arrivare almeno al quarto posto, più in là no però. Bravo, Commendone, c'è anche Brad, superato anche Brad. Grandi ragazzi. Dai che possiamo recuperare, guadagnare parecchi punti su Marquez, però ne perdiamo un po' da Lorenzo e Pedrosa, ma va bene così ragazzi. Non rischiamo, va bene così, con una caduta anche il quarto posto ed oro. Siamo partiti in ultima posizione, lo ricordo ragazzi. Questa è una curva veramente di merda, è ufficiale. Ma porca di quella puttana, Rossi di merda. Con tutto il rispetto Rossi che sei un grande, ma sul gioco mi stanno tutti sui maroni. Sì. Rossi come al solito va a perdere la posizione all'ultimo giro. Quanto mi giri i coglioni. Dio santo, questi sono punti importanti, cazzo. Come a Laguna Obesa. Come a Laguna Obesa. Dai, la magia, voglio la magia adesso. Niente da fare. Perso la posizione da Rossi, fanculo. Va bene, dai ragazzi, allora, email. Vaffanculo, suppola. Gran risultato, la zoccoletta è sempre contenta di darmela. Twitterone. Allora, Pavesini, le gare sfortunate passano. Brad Pitt anche oggi è andata male, ma io sono 7 anni in Tibet, va bene vecchio. Valentino Rossi lo fa i complimenti a Veneziano, ha corso una gran gara e con un giro in più, ma non rompere il cazzo. È andata male, punto. Ok, abbiamo 17 punti di vantaggio su Lorenzo. Prossima gara da Filippo Isola, se va bene tra i primi 5. Motegi, vittoria, Valencia, podio. Dai, possiamo farcela comunque. Ok, prossima gara Australian Grand Prix, Filippo Isola. Buono ragazzi, il prossimo video, le ultime 3 gare spero in MotoGP, poi Moto3 e poi pensione come indiana da MotoGP per un po' e poi chissà se riprenderemo, non lo so. Purtroppo ragazzi per il mondiale online invece non si può fare perché ho visto i server di MotoGP, praticamente il gioco più laggoso del mondo, c'è una cosa vergognosa. Almeno per PC è così. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.